rispettate e le manifestazioni devono essere autorizzate. Dalla Prefettura di Venezia il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lancia un messaggio ai Novax. Casi di Covid raddoppiati ma tassi di ospedalizzazione bassi. Su 17 ricoverati in terapia intensiva, 15 sono persone non vaccinate. Il presidente Zaia fa il punto sulla pandemia. Fila da -9 a quasi +6 nel 2021, recuperando circa il 60% di quanto perso l'anno scorso a causa del Covid. I dati della CNA sulla ripresa dell'economia veneta. Un 60enne di Portogruaro ha perso la vita durante un'escursione sulle pale di San Martino, scivolando lungo il pendio che costeggia il sentiero. 2 immobili del valore di circa 400.000 euro sono stati confiscati a Mestre a un cittadino cinese con diversi precedenti penali. Decine di residenti di via San Giorgio a Catene di Marghera protestano contro l'installazione di un'antenna di telefonia a pochi metri dalle loro abitazioni. Controlli in mini market e negozi di vicinato di Jesolo. La Guardia di Finanza sequestra più di 10.000 bottiglie di alcolici messe in vendita senza autorizzazione fiscale. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, quindi partiamo dalla visita oggi in Laguna del Ministro Lamorgese. Le regole vanno rispettate e le manifestazioni devono essere autorizzate, così ha detto il Ministro dalla Prefettura di Venezia, lanciando un messaggio ai Novax in merito alle manifestazioni di questi giorni, alcune previste anche per domani. Qua parliamo di manifestazioni estemporanee e non autorizzate, quindi non c'è il protocollo che tenga per far fronte a iniziative di questo tipo. Le regole ci sono e vanno rispettate. Dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nella sede della Prefettura di Venezia, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lancia un segnale chiaro sulle manifestazioni non autorizzate dei Novax previste in questi giorni. Le manifestazioni che devono essere autorizzate anche per gestire delle piazze che possono creare problemi di ordine pubblico se poi non arrivano tanti manifestanti senza preavviso. È ovvio che poi in quel caso che è successo in questi giorni vengono identificati e quindi vengono denunciati. Proprio in tema Green Pass, il Ministro ha annunciato un rafforzamento dei controlli specie negli aeroporti, tenendo conto dei diversi casi legati ai paesi di provenienza. Più in generale, assieme al prefetto Zappalorto, ai vertici delle forze dell'ordine e al sindaco presente in videocollegamento, Lamorgese ha effettuato un excursus a 360 gradi sui tanti temi cittadini, dal completamento dei lavori del Mose al decreto che vieta le grandi navi a Venezia fino ai problemi della CTV. Ma in primo piano rimane la sicurezza, a partire dal rischio di possibili accaparramenti della mafia sui ristori e sui fondi del PNRR. Le mafie si adattano molto facilmente a quelle che sono le nuove situazioni, lo dicevamo anche con i procuratori che erano presenti al comitato, perché le mafie non sono più quelle di una volta, sono delle mafie di seconda e terza generazione. Su via Piave, nervo scoperto della sicurezza a Mestre, è in atto un giro di vite con controlli in strutture ed edifici abbandonati, mentre a Jesolo è stato rinforzato il presidio di forze dell'ordine dopo i recenti casi di movida violenta. Il presidente Zaia intanto oggi ha fatto il punto sulla situazione Covid. I casi di virus sono raddoppiati ma i tassi di ospedalizzazione rimangono bassi. Su 17 ricoverati in terapia intensiva, 15 sono persone non vaccinate. Voi ricordate che eravamo arrivati a 6.000 isolati, oggi sono quasi il doppio. Cioè la punta minima è stata, il punto basso è stato 6. Quindi il dato di oggi è che abbiamo raddoppiato le persone isolate rispetto al picco minimo. Raddoppiano le persone in quarantena in Veneto, ma scendono i posti letto occupati in ospedale. 9 pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore. L'epidemia di Covid dell'estate 2021, quella che qualcuno ha già iniziato a chiamare quarta ondata, presenta caratteristiche ben precise. Alta contagiosità, molti casi, la maggior parte asintomatici, tasso di ospedalizzazione però mai così basso. L'ondata oggi in corso ha caratteristiche che sono assolutamente
anomale rispetto alle ondate che abbiamo vissuto. Per dimostrare ancora una volta la bontà del vaccino, Zaia torna ai dati. Nella settimana dal 22 al 28 di luglio si sono positivizzate 4.157 persone, 2.821 non erano vaccinate. Delle 17 ricoverate in terapia intensiva, 15 sono tra i non vaccinati, le altre 2 sono in dimissione. Tra i ricoveri in area non critica, 25 avevano fatto il vaccino, 101 invece no. Secondo le previsioni, in Veneto ad ottobre tutti avranno ricevuto almeno una dose. Ad oggi le inoculazioni hanno superato quota 5 milioni. Sul tema terza dose, Zaia chiede solo certezza e niente cambi di strategia in corsa. Sul piano scuola ribadisce la sua contrarietà all'obbligo vaccinale, confermando il piano tamponi già previsto dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. È il tema dei Novax, il più spinoso anche per il Presidente, con la partecipazione ad una delle manifestazioni anche da parte di alcuni leghisti. Il dibattito ci sta, è il sale della democrazia e penso che il grande valore che deve essere riconosciuto al partito al quale sono iscritto è quello che comunque non c'è, come si può dire, non c'è una dittatura nella quale, che impone il pensiero unico. Dopodiché è nota l'azione degli amministratori che hanno fatto tutto il possibile per dare le risposte ai cittadini. A Conegliano, dove il presidente Luca Zaia era poco prima, il nostro Lucio Zanato ha risposto anche in merito alle manifestazioni convocate per domani pomeriggio in tante piazze del Veneto. Non abbiamo bisogno di conflitto sociale, abbiamo bisogno che la piazza sia unita per uscire da questo Covid. Dopodiché i disagi ci sono, non ci divertiamo e soprattutto vorrei dirlo anche da vaccinato che nessuno si diverte a farsi il vaccino. Ma se non ci fossero tutti più di 5 milioni di vaccinati, di dosi inoculate in Veneto, oggi non staremo qui a parlare di così pochi ricoveri con un'ondata in corso. E il Veneto ha fornito anche per il mese di luglio i dati richiesti dall'Istituto Superiore di Sanità sui sequenziamenti. La variante Delta è risultata essere nettamente la predominante. Abbiamo appunto i risultati dell'indagine di luglio. Il Veneto doveva fare 145 campioni, anche il numero viene definito dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base del numero di positivi delle diverse regioni, quindi per il Veneto era stato stimato un numero pari a 145, in realtà ne abbiamo sequenziati 144 perché uno di questi campioni non era sequenziabile per motivi tecnici e di queste 140 appartengono alla variante Delta, quindi stiamo parlando di una prevalenza del 97, superiore al 97%. Il messaggio è la assoluta rapidità con cui la variante Delta ha soppiantato tutte le altre. Secondo me questo è il terzo virus con cui noi abbiamo a che fare. È un virus contagiosissimo e lo stiamo vedendo perché appunto nonostante il periodo estivo e le vaccinazioni c'è comunque una diffusione importante del virus. E sono stati presentati dalla CNA del Veneto gli aggiornamenti sull'impatto del Covid-19 sull'economia del territorio nel Veneto nell'ambito dell'Osservatorio Economia e Territorio curato dal Centro Studi Sintesi. Secondo l'Osservatorio Economia e Territorio di CNA, il Veneto cresce. Da un PIL a meno 9% nel 2020 si passerà ad un PIL più 5,8% nel 2021, recuperando circa il 60% di quanto perso l'anno scorso a causa del Covid. Dati confortanti che attestano una ripresa degli investimenti del 16,2%, in grado di riportare la nostra regione ai parametri pre-pandemia. Possiamo dire che la strada è quella giusta, nel senso che stiamo recuperando quanto perso l'anno scorso, anche se non è ancora tutto compiuto, nel senso che poi per la crescita sostenuta un ruolo importante lo avrà sicuramente anche i contributi e i progetti del PNRR. Il motore dell'economia del Veneto, insomma, ha tenuto regge nonostante la pandemia. A quanto pare sì, questo è quello che dicono i numeri, se teniamo conto tra l'altro che le previsioni per gli investimenti sono anche altrettanto confortanti, addirittura vanno sul 15-16% in più rispetto all'anno scorso. Il Veneto con la Lombardia e l'Emilia Romagna rappresentano assieme il 41% del PIL italiano, un sistema che vale il 54% dell'export nazionale, il 37% dell'occupazione e il 32% delle imprese.
Queste regioni, appunto insieme al Veneto, quest'anno dovrebbero crescere di più dei Länder tedeschi, dei principali Länder come la Baviera. Abbiamo osservato che le regioni italiane e quelle spagnole, quelle appunto sono quelle che cresceranno di più quest'anno in Europa, ma anche sono quelle che hanno perso più PIL nel 2020, quindi c'è una sorta di compensazione. Credo che questo sia un momento importante per il nostro Paese, per il nostro Veneto, dove inseriamo la positività di questa ripresa anche con la possibilità di avere nuove risorse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove questo potrebbe dare effettivamente un rilancio a tutto il nostro Paese. CNA Veneto chiede alla Regione di farsi parte operativa ed agire in favore di settori trainanti come manifattura, sistema casa e turismo. Sono delle filiere che possono trainare le imprese a prescindere dalla propria dimensione e a prescindere dalla propria categoria, e questo può essere un rilancio importante per il Veneto. La cronaca di questa giornata: un 60enne di Portogruaro ha perso la vita durante un'escursione sulle pale di San Martino, scivolando lungo il pendio che costeggia il sentiero. Stava percorrendo insieme ad altre persone che hanno subito lanciato l'allarme. La caduta è stata di una quarantina di metri. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma per l'escursionista di professione consulente finanziario non c'è stato nulla da fare. 2 immobili del valore di circa 400.000 euro sono stati confiscati a Mestre a un cittadino cinese con diversi precedenti penali. A Mestre la Guardia di Finanza ha confiscato 2 immobili per un valore stimato attorno ai 400.000 euro. Il proprietario è un cittadino cinese con numerosi precedenti penali per commercio e vendita di prodotti con segni falsi, introduzione nello stato di prodotti contraffatti e ricettazione. Le indagini avevano evidenziato una palese sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni dallo straniero e i capitali impiegati per l'acquisizione delle proprietà. L'atto, spiega la Guardia di Finanza, cristallizza e trasferisce a patrimonio dello Stato le proprietà immobiliari che erano già state oggetto di un sequestro di prevenzione disposto sempre dal Tribunale ed eseguito nell'ottobre del 2020. È stato ricoverato in ospedale in condizioni che appaiono serie un automobilista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Copefratte a Pianiga. L'auto è uscita di strada autonomamente, la vedete nelle immagini, e per liberare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo, come è intuibile viste le condizioni purtroppo della vettura, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il ferito è poi stato preso in consegna dai sanitari del SUEM 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Eventuali aggiornamenti nel corso del telegiornale. Decine di residenti di via San Giorgio a Catene di Marghera protestano contro l'installazione di un'antenna della telefonia che verrebbe posizionata a pochi metri dalle loro abitazioni. Residenti in rivolta perché noi siamo contro questa antenna, non nell'antenna in se stessa ma nel posizionamento dell'antenna, perché ce l'hanno messa a 4-5 metri dalle abitazioni. Decine di residenti del quartiere Catena a Marghera sono scesi in strada contro l'installazione di una nuova antenna della telefonia che in futuro potrebbe servire per il passaggio al 5G. Sicuramente siamo molto preoccupati per l'emanazione delle radiazioni che fanno queste antenne, che non sono ancora state certificate, e mi fa anche pensare per mia figlia che è giovane e ci sono altre ragazze molto giovani qua in zona. Gli abitanti nei pressi di via San Giorgio, dove è stato installato l'enorme traliccio alto circa 21 metri e a ridosso delle abitazioni, hanno raccolto più di 200 firme e chiesto un incontro sia con il comune che con la regione. Come si fa al giorno d'oggi a rilasciare autorizzazioni senza avere certificazioni per quanto riguarda un prossimo immediato futuro? In mezzo alle case, quando c'è tantissimo spazio ancora da poter usufruire. Ci siamo trovati dalla sera alla mattina con camion, ruspe e operai al lavoro senza essere stati informati da nessuno. Organizzati in gruppo hanno deciso di rivolgersi anche ad Adico per cercare di risolvere la situazione. Per fare questa antenna c'era una falda acquifera che loro hanno tamponato, che non sappiamo in quale modo. Naturalmente le costruzioni che ci sono con l'acqua che c'è sotto hanno come una stabilità, e quindi siamo molto preoccupati.
I cittadini chiedono che il manufatto venga spostato dove non possa impattare così pesantemente sulla salute e sulle abitazioni dei residenti. Alcune case sono ancora ipotecate da mutuo, ora temono la svalutazione dei loro immobili. A parte la salute che nessuno sa perché comunque è un 5G, quindi non si sa bene a che cosa andremo incontro, ma anche la svalutazione degli immobili che sarà, noi abbiamo chiamato un tecnico, tra il 30 e il 40% di immobili che sono ancora, che hanno ancora un mutuo. I controlli a tappeto con un maxi sequestro di alcolici e superalcolici venduti senza autorizzazione in esercizi commerciali di Jesolo. Al termine di una serie di controlli in minimarket e negozi di vicinato, la Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato più di 10.000 bottiglie di alcolici e superalcolici messi in vendita in locali di Jesolo senza autorizzazione fiscale. In 8 esercizi che esponevano negli scaffali le bottiglie pronte per la vendita è quindi scattato il sequestro amministrativo dei prodotti per una quantità complessiva di 6.000 litri e la segnalazione dei titolari che riceveranno una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 3.000 euro. 2 di loro hanno già regolarizzato la propria posizione. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giorgio a San Donà di Piave per l'uscita di strada di un'auto che ha abbattuto un palo. 2 persone sono rimaste ferite, i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e prestato il primo soccorso ai feriti fino all'arrivo dei sanitari del SUEM 118. Dopo le cure le 2 persone sono state trasferite per ulteriori accertamenti in ospedale. Commosso ricordo in Isola e a Torcello di Paolo Andrić, l'artista direttore della Casa Museo di Torcello, trovato senza vita in acqua ieri all'età di 57 anni. Si teme si sia trattato di un incidente. I residenti promettono porteremo avanti la sua opera. Ha saputo valorizzare con il suo impegno tutte le isole della laguna nord di Venezia. Ora Burano e Torcello, dove dirigeva la Casa Museo, rendono omaggio all'impegno e all'opera culturale dell'artista Paolo Andrić, dopo la tragica scoperta di ieri, quando il corpo dell'uomo è stato recuperato in acqua senza vita. Porteremo avanti la sua opera, dicono ancora increduli i residenti. Paolo Andrić, anzi meglio Paolo Andrić. L'ho scoperto un giorno che sono andato assieme a un amico a vedere la sua casa museo. La cosa è stata un po' casuale e lì ho scoperto che non è Andrić come poteva essere un cognome della Croazia o della vecchia Venezia serenissima, ma della montagna, perché lui veniva dall'Agordino. La sua famiglia era dell'Agordino e suo zio Lucio Andrić era un famoso artista. La montagna si collega nella vita di Andrić in un attimo alla laguna. Alessio Morin, portavoce degli abitanti di Burano, lo ricorda così. Arazzi bellissimi che ho potuto vedere nella sua casa museo e che lui ha saputo valorizzare, che tentava sempre di valorizzare continuamente, proponendo cose diverse, diciamo, percorsi tipo naturalistico, fattorie didattiche. Ora Burano e Torcello cercheranno di onorarlo al meglio. Ci sapeva far apprezzare nella sua attività. Perdiamo una persona che a Torcello stava dando molto, in generale a tutte le isole della Laguna Nord, e ci dispiace per la persona ma anche per la sua attività, che non sappiamo se andrà avanti, se non andrà avanti e che fine faranno le sue opere, le opere dello zio che aveva saputo valorizzare. Voltiamo pagina. Non piace ai tifosi la nuova maglia con cui il Venezia affronterà il prossimo campionato di Serie A. Come ogni anno la presentazione della nuova divisa attira interesse e curiosità tra gli appassionati di calcio e scatena un dibattito sui social.
La nuova maglia con cui il Venezia Football Club affronterà la stagione sportiva 2021-2022, quella del ritorno in Serie A, non piace ai tifosi. Come ogni anno si apre un ricco e intenso dibattito per i cultori della materia. La società lagunare quest'anno ha cambiato sponsor tecnico, passando da Nike a K, ma più che il marchio a tenere banco è il dibattito sui colori. A me la nuova maglia del Venezia non è piaciuta per niente, c'era una grandissima aspettativa. La maglia dell'anno scorso, che ha soddisfatto tutti, era probabilmente il livello più alto, però ritengo sbagliato abbandonare di evidenziare i nostri colori, i colori della nostra maglia, l'arancione, il nero e il verde. Questa maglia è solo nera. Certo, ci sono le stelline che fanno la V di Venezia, ma si riconoscono soltanto se la maglietta è distesa. Una volta indossata non si vedono più e non capisco come mai non si è scelto di fare almeno le stelline arancioni e verdi. 22 anni fa i tifosi bloccarono a Villa Condrum la presentazione della squadra di Luciano Spalletti proprio a causa dei colori della maglia. Quest'anno c'erano grandi aspettative proprio per il ritorno in Serie A. Io non entro nelle polemiche sui colori, sull'importanza dell'arancione o del verde, perché sono cose che sinceramente sono stucchevoli, credo che possano darsi per superate e non mi interessano. Però, dato il palcoscenico di quest'anno, c'era una bella occasione di far vedere i nostri colori che sono così spettacolari, così unici. Si guarda allo scorso anno con un pizzico di nostalgia, sapendo che i successi della squadra potranno cancellare come un colpo di spugna queste piccole contrapposizioni estive. Certo, noi siamo innamorati della maglia, qualunque essa sia, però devo dire che questa era molto più bella. Era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito, come sempre tra pochissimo l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica meno forte al nord, tempo sempre in prevalenza buono, non mancherà qualche temporale. A seguire poi il mese di agosto si aprirà con un clima un po' più fresco. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 31 luglio. Sul Veneto il weekend inizia con un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio acquazzoni sulle Alpi, in serata e poi durante la notte crescente instabilità anche altrove. Attenzione perché il nostro territorio si troverà ad essere area di confluenza tra masse d'aria molto calda e umida e correnti un po' più fresche e dunque potremo avere fenomeni violenti con grandine e forti colpi di vento, dunque prestare la massima attenzione. Vediamo anche le temperature che saranno stazionarie, minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole su tutti i settori, entro la nottata qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 29 e 32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino, dal pomeriggio però sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.